parte dell'analisi che riguarda gli insediamenti umani nel territorio di San Gavino. Oggi vediamo un po' con più attenzione non solo l'insediamento di San Gavino, ma anche gli insediamenti circostanti. Gli insediamenti circostanti, guardate, li dobbiamo, per questa civiltà, li dobbiamo cercare lungo gli affluenti del fiume, perché, come abbiamo visto, è un agricoltore prevalentemente e come tale cerca sempre i luoghi acquitrinosi dove sia più facile coltivare. In secondo luogo, coloro che inizialmente colonizzano le aree interne sono i cosiddetti cacciatori, ma sono anche persone certe volte allontanate dalla società locale, o perché loro non si comportano in modo adeguato, o perché non vogliono rispettare e quindi non vogliono rispettare le regole, o perché si autoemarginano e preferiscono una vita solitaria nel territorio. In questo modo si creano nuovi villaggi che in effetti non fanno altro che favorire il disboscamento e l'ampliamento e la colonizzazione pian piano di tutta la Sardegna, dando vita diciamo, ad una civiltà basica, come la definisce Lilliu, per quanto riguarda questa cultura di San Michele. La civiltà di questo periodo costruisce dei villaggi, sono molto vasti perché in effetti non hanno pericoli, non hanno limitazioni di spazio, pertanto una capanna può essere molto grossa. Pensiamo a una capanna di tipo una base ovale, sollevata da terra quei 2-3 metri, però è incassata. Diciamo che gli interni della capanna sono incassati nel terreno, la copertura è costituita da frasche locali, da erbe palustre che servono per far defluire le piogge. Le pareti sono in argilla, in alcuni casi si usa il mattone crudo, in altri casi c'è un'intelaiatura lignea con un intonaco in argilla. Si sono trovati elementi in altri territori, elementi di intonaco e di colore, e quindi molto probabilmente niente improbabile che avessero anche un tocco artistico, dessero un tocco artistico agli ambienti interni in cui soggiornavano normalmente. Quest'uomo a cultura di San Michele è cresciuto, si è sviluppato, è cresciuto, intendere, si è moltiplicato per un migliaio di anni circa. Poi intorno al 2000 a.C. più o meno sono arrivate popolazioni europee di tipo pirenaico secondo alcuni, o comunque gente a cultura megalitica, e pian piano si è insediata nei bordi di questi villaggi che sono lungo il fiume. Non è improbabile che queste persone avessero anche al seguito del bestiame, perché i territori periferici, essendo privi d'acqua, non permettono grandi coltivazioni, e quindi dobbiamo supporre che queste persone che arrivate dall'Europa si portassero a seguito un carico di bestiame, un po' di pecore, che poi diventassero quindi pastori. Molto probabilmente inizialmente non ci sono attriti tra le due popolazioni perché gli spazi sono talmente vasti. Quando però ci saranno i periodi di siccità, sicuramente ci sarà lo scontro tra la civiltà pastorale dei megalitici e la civiltà agricola di questi del vaso campaniforme o cultura di San Michele, per occupare le zone umide più verdi, affinché il bestiame possa anch'esso sopravvivere a questa siccità.
Nasce così un momento di scontro che poi vedremo nella terza parte di questa analisi, di questa rubrica che vedremo successivamente. Okay.